17 su Azzurra FM. Io sono veramente onorato e ho la gioia di avere al microfono, al telefono per adesso purtroppo Beppe Dettori, però lo avremo poi in futuro anche qua in studio quando potremo ricominciare ad ospitare. Ma Beppe Dettori lo ospito in qualsiasi caso, guarda, potrebbe arrivare, non so, anche hai capito? Beppe, come stai? Buon pomeriggio. Ciao a tutti, grazie di questo invito intanto, grazie Flavio. Guarda, sono contento perché stupendo. Ma figurati, sei stupendo tu, fai delle cose incredibili. Quest'album Animas ti entra nel DNA, ti entra veramente nell'anima se non esce più. Tra l'altro ci siamo visti poco tempo fa, abbiamo fatto spettacolo insieme, insieme a Fabiuzza, a Pietro Pizzi, è stato veramente bello, per il grande Angelo Cutaia. Per il grande Angiolino. Sì, assolutamente, che è un gran rompicoglioni, ma se non fosse così non sarebbe Angelo Cutaia. Grande. Allora Beppe, senti, una carriera musicale strepitosa, bellissima. Adesso tu praticamente sei in Sardegna, ma come è nato il progetto Animas? Allora, quando mi sono ritrasferito qua, perché io dall'88 fino al 2010 sono rimasto tra Lombardia e Piemonte, proprio il classico emigrato sardo, no? Sì. E mi sono integrato, ho imparato a fare il mestiere del musicista, ho imparato a sopravvivere dalla musica, quindi tante cose meravigliose, faticosissime però meravigliose. Sì, già. In questo frangente ho conosciuto i due dell'Ave Maria, sì, cioè Fabio e Pietro, e poi tanti altri amici di Novara. C'ho un mezzo cuore a Novara io, tra i quali anche te. Grazie mille Beppe, grazie. E quindi sono rimasto 7 anni a Novara, quindi non poco. Sì. Gli ultimi 7 anni che mi hanno visto intraprendere a metà proprio una lavorazione assieme a azienda in un periodo di circa 6 anni, dove abbiamo fatto 5 album, abbiamo venduto 150.000 copie, insomma, airplay, successo, duetti a destra e manca, è stata una cosa meravigliosa. Sì. Dopodiché nel 2010 sono ritornato a Sassari. Ritornando a Sassari tenevo sempre aperta questa mia passione per la sperimentazione, per cercare di trovare anche altre soluzioni al pop, e ho conosciuto Raul Moretti. Sì. Che anche lui si è trasferito da Como a Cagliari, sempre nel 2010. Per motivi di lavoro, lui è musicista, la moglie musicista anche lei dell'ente lirico, quindi ha fatto l'emigrato al contrario, sì, in certo senso. Okay. Ci siamo incontrati perché avevamo bisogno di un arpista nel progetto che avevamo, era un quartetto, e dopodiché questo quartetto dopo 2 o 3 anni si è sfaldato e siamo rimasti in 2. Ci siamo trovati a Oristano, sai, lui sta a Cagliari, io a Sassari. A metà strada. Ci siamo trovati a metà strada, sì, nella piana di Oristano, abbiamo affittato una sala prove e abbiamo verificato se il progetto poteva reggere in 2. No? E ci è piaciuto un sacco, e da lì non abbiamo mai più provato, perché insomma il repertorio già era nelle nostre corde, doveva soltanto girare in duo. Sì. E così abbiamo cominciato a fare concerti di lì a poco, ci è venuta questa voglia nel 2019 di fermare questa cosa su dei supporti fonografici, e abbiamo cominciato ci abbiamo preso gusto, perché ne abbiamo fatti 3 di fila. Abbiamo cominciato nel 2019 con S'incanto e S'accoldas, che vuol dire l'incanto delle corde, delle corde. Sì. Poi Incanto Rituale, omaggio a Maria Carta, grande Maria dopo, Carta, grande, dove ci ha portato in finale alle Targhe Tenco, che è stata una cosa inaspettatissima. Immaginati una produzione proprio poverissima, sì, che gareggiava assieme a Tosca nella finale. Ci sarà rimasta malissimo. Ma guarda, sai, Tosca aveva una produzione di quasi 100.000 euro. Immaginati un po', è meravigliosa. Tra l'altro il disco che ha fatto è stupendo. Certo. A me poi piace tantissimo lei. Sì. Ma ci siamo trovati nella stessa cinquina. Che fai? Lo butti via? Ma stai scherzando? Sarà andato ad ascoltarsi le nostre cose proprio live, perché sì, era un disco live fatto proprio con arpa elettrica, quindi anche con i loop eccetera, e chitarra acustica e voce. Molto estremo, no? Come sì, soluzione. Abbiamo riletto i classici di Maria Carta, conseguendo anche il premio Maria Carta sempre lo stesso anno.
Poi l'anno prima abbiamo preso un altro premio che si chiama Archivio Mario Cervo, che è una fonoteca sarda dove è raccolta tutta la produzione della Sardegna. E ogni anno danno praticamente il premio al miglior disco, e abbiamo preso questo premio anche lì, questo conseguimento. Poi quando dovevamo andare a fare concerti, cioè alla fine del 2020 e 2021, c'è stato un altro lockdown, come ben sappiamo, e ci ha segato le gambe, insomma. Quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo rinchiusi di nuovo in studio, avevamo qualche idea che ci frullava nel cervello e niente, l'abbiamo focalizzata. La domanda successiva che mi farai sicuramente, ma tutti questi ospiti... infatti guarda, stavo aspettando, però volevo dirti, insomma, Van der Frost, poi quando ho letto Peter Gabriel ho detto ok, poi ho detto prima, ma sti cazzi. Come si dice sti cazzi in sardo, scusa, La bagassa. Grande Peppe. Cioè, così diciamo un po' di traduzioni, no? Perché il sardo è una lingua, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano Mai dire gol, ma è una lingua meravigliosa. Senti, ma questi contatti incredibili, perché vabbè Van der Frost, ma Peter Gabriel. No, vabbè, Peter Gabriel noi non lo conosciamo ancora, purtroppo, magari, però è anche di Raul, il nostro idolo, no? Sì. Da tantissimi anni, addirittura dal periodo del liceo, no? Quindi stavamo cercando un brano di Peter Gabriel da rileggere, da omaggiare e soprattutto da chiudere questa sorta di concept che è venuto fuori, perché le tematiche sono tutte incentrate sulla speranza. Mm-hmm. Non sulla voglia di questa visione di vedere un mondo che cambia in meglio, che si rivitalizza, che riparte con una marcia mai vista prima. Cioè, noi conosciamo la prima, la seconda, la terza, la quinta e la sesta, un'altra marcia mai vista. Sì, ne mettiamo una nuova, l'ottava. Una marcia nuova, con l'ottava. Quindi con questa visione, no, utopica se vogliamo, però auspicabile, ci mancava un brano per chiudere il disco, ma perché non facciamo una rilettura di un brano di Peter, magari un classico suo, no? Insomma, abbiamo provato a prendere i pezzi migliori. Non è che non ci venivano, ma sembrava troppo didascalico, sembrava troppo semplice. A Raul è venuto in mente, ma io avevo uno zaino Invicta con messe scritto a pennarello queste 5 frasi di una canzone minimale di Us, che sarebbe 14 Black Paintings. Ispirato dei diritti umani, no? Mm-hmm. Ispirato a una mostra di Mark Rothko, che era un pittore minimalista americano, che aveva dipinto 14 dipinti neri e aveva fatto questa mostra per simboleggiare l'oscurità che si stava prendendo, si stava impossessando del genere umano. Sì. E allora Peter ha scritto queste 5 frasi, no? Che sarebbero dal dolore nasce il sogno, dal sogno nasce la visione, dalla visione provengono le persone, da queste persone nasce il potere e da questo potere, cioè la forza, e da questa forza nasce il cambiamento. Quindi abbiamo voluto chiudere con queste 5 frasi che erano tradotte in sardo e in italiano, sì, ovviamente in inglese anche, proprio per cercare di dare una chiusa al senso di tutto l'album dal punto di vista letterario. Insomma, perciò adesso mi stavi dicendo c'è la speranza che poi Peter, perché tra l'altro ha un piede sempre in Sardegna, torni in Sardegna dove potrete incontrarlo. Sì, noi abbiamo questa speranza che potrebbe essere molto concreta questa volta, perché già abbiamo avuto un primo passo con la Real World, mandandogli l'album perché comunque per etica professionale e per rispetto al brano di Peter abbiamo comunque abbiamo voluto avere un consenso, no, da parte loro. Sì. E all'inizio ci hanno detto sì, siamo curiosi di sentire cosa avete fatto, ma neanche passato un giorno ci arriva l'altra mail dicendo fantastico, siamo tutti scioccati come avete riletto. Cazzo, come che soddisfazione! Sì, ma soddisfazione, infatti andiamo fierissimi di questa cosa, bellissimo. Ci hanno detto salutateci i tenores, perché come ospiti ci sono i tenores di Bitti, Lorenzo Pirobon, che è un cantante che fa il canto armonico, tuvano,
Abbiamo quindi unito le due tradizioni distanti 7.000 chilometri, grande cioè Sardegna e Mongolia, che comunque hanno la stessa radice, la stessa matrice arcaica, ricerca di connessione con la natura. Abbiamo voluto unire quindi i tenores, il suono dei tenores, anche se trattati, perché cantano in minore, loro non è proprio la loro caratteristica cantare in tonalità minore, però si sono veramente prestati, quindi sono dei grandissimi, sono dei professionisti, si sono prestati, sì. Poi Massimo Cosso ha fatto dei tappeti sonori con le chitarre elettriche, io ho suonato le acustiche, Raul ha suonato l'arpa in vari modi e quindi c'è tutto questo tappetto di corde vocali e strumentali in omaggio al grande Peter. Senti, avete creato veramente un gioiellino, perché grandissimi assensi da parte di tutti, a parte Peter Gabriel, però tutti quanti d'accordo sul fatto che voi abbiate fatto un album che è bellissimo, che ci stanno arrivando, Flavio, dei consensi pazzeschi, anche Mario Luzzatto Fegiz, il secolo XIX, l'Avvenire, Buscadero, insomma abbiamo avuto dei consensi strepitosi da parte di tutto l'apparato della comunicazione, insomma. Sì, perché va al di là proprio di quello, cioè è proprio, come si dice, è l'anima della musica, la fonte della musica, va al di là di quello che può essere la lingua, però cioè, avete creato un equilibrio fra la musica, il canto sardo, la musica, gli arrangiamenti, che è un world music, va bene per tutto il pianeta. Sì, assolutamente sì, d'accordo con te. Abbiamo cercato anche di unire degli stili, come il jazz con la musica world music. Vedi il brano con Paolo Fresu, Anime Confuse, o il brano che è quello più ascoltato su Spotify, è un brano che dura 7 minuti e 14 ed è l'ospite Gavino Murgia, un sassofonista e cantante sardo, il sassofonista di Vinicio Capossela, per capire, ma ha duettato con Bobby McFerrin, quindi è insomma è il top, una punta di diamante del jazz italiano molto molto forte. Gavino si chiama Distopie di Orwell. Come trovare la speranza in un titolo del genere? Sì, infatti stavo dicendo, ce ne vuole. In realtà c'è proprio è una sorta di piccolo mantra che è in italiano, che viene ripetuto assiduamente. Io vorrei potermi risvegliare da questo incubo, eccetera eccetera, no? Perché comunque il momento che stiamo vivendo non è semplice, assolutamente, è alquanto drammatico, certo. Con tanta credine da tutti i punti di vista, da tutti i settori, c'è tanta cattiveria, tanta voglia di non andare d'accordo e di diciamo essere questo senso di prevaricazione che sta cercando di no, abbiamo ragione noi, no, voi avete torto, quindi siete ma chi se ne frega, no? Che si vive così bene davanti a un bel bicchiere di Canonau, la musica. Ma infatti io invito, guarda, la Sardegna è densamente spopolata. Chi non è contento venga qua. È vero. Guarda, credo che sarà uno dei prossimi a arrivare. Io ci ho lasciato il cuore in Sardegna qualche anno fa, anche poterla girare all'interno è bellissima. L'interno della Sardegna è selvaggio, è selvatico, e ti dà proprio quel senso di guarda, che non vorresti più venire via. Guarda, io ti dico questo, che faccio, insomma, la Fondazione Maria Carta organizza degli eventi, no? Uno di questi eventi di cui faccio parte anch'io si chiama Frimmos, che è un'unione di due parole, una in inglese free e l'altra frimmu, che vuol dire fermo, fermati, aspetta. Quindi Frimmos vuol dire liberi di restare, cioè è un invito al non spopolamento di varie comunità sarde che insomma soffrono di questo problema, no? Certo. Un paese di 6.000 abitanti è costretto ad averne 2.000 o 1.500, quindi è densamente spopolata, ti dico, e quindi avrebbe bisogno di tanta cose. Non basta una trasmissione radiofonica per elencarti sono d'accordo, i bisogni che ci sono in Sardegna, nonché le opportunità che ci sono in Sardegna, perché ce ne sono tantissime. Ce ne sono tantissime, ma tantissime sul serio. E qui una delle ragioni per cui sono tornato è questo: cercare di valorizzare il patrimonio culturale che è immenso, è un patrimonio culturale immenso, e se
si presentano dei progetti fatti bene, la Regione Sardegna, nonché la Comunità Europea aiutano a divulgare questi progetti. Vedi? Quindi sovvenzionano delle iniziative. E poi ragazzi, se uno vuole andare al mare, c'è il mare più bello del mondo, cioè Sardegna, che mare fantastico è. E poi vabbè, a parte tu, e poi c'è Beppe Dettori, uno va in Sardegna e dice Beppe, ci facciamo una suonata, fratello. Allora Beppe, senti, è stato bellissimo, ti aspettiamo qua, quando parte il progetto. Io che passate da Novara. Ma stai scherzando, poi siamo tutti e due logorroici, andremo avanti per dei mesi a parlare io e te. Sì. Allora senti, noi ci salutiamo qui, Beppe, io ti ringrazio per queste 4 chiacchiere, però ti aspetto qua in studio quando porterete il progetto Animas in giro per l'Italia. Sì, assolutamente. Senti, presentami tu, fai tu lo speaker, presenta tu, perché anche non lo so dire io. Battordicchi Pintura Sniedas. Battordicchi Pintura Sniedas, che vuol dire 14 dipinti neri. Piano piano la imparo anch'io un po' di... Battordicchi Pintura Sniedas. Aspetta, è Battordicchi Pintura Sniedas. Bravissimo. Oh, fantastico. Beppe Dettori, grazie mille fratello, su 100,5 da Azzurro FM. Auguri di buona vita e buona musica, ti aspettiamo qui in radio. Grazie Beppe. Grazie mille. Ciao, grazie mille. Ciao.